Omologato l'1-0 tra Padova e Torino, la squadra di Dal Canto ha aggiunto i 3 punti in classifica ed ora è quarta con gli ultimi 14 minuti giocati mercoledì, la partita sospesa il 3 dicembre scorso per i ripetuti blackout è da ritenersi conclusa, anche se il Torino ha presentato un ulteriore ricorso. Oggi allo Stadio Euganeo arriva la Nocerina, penultima in evidenti crisi di risultati, la panchina di Gaetano Autieri appesa ad un filo, ma Dal Canto, viste le deludenti prove del Padova contro le squadre di bassa classifica, per ultima la sconfitta Gubbio sabato scorso, ha già detto di non fidarsi. Le formazioni: Padova in campo con il 4-3-1-2, in porta torna Pellizzoli dopo un lungo infortunio, in difesa Legati, Schiavi, Trevisan e Renzetti, Osugi, Milanetto e Bovo a metà campo, Marcolini come suggeritore, Cutolo e Ruopolo in avanti. 4-3-3 invece per la Nocerina, Russo tra i pali, Pomante, De Franco, Di Maio e Scalise i 4 di difesa, Bruno, Sacilotto e Nigro sulla mediana, Plasmati e Farias in attacco. Con Negro, arbitra Cervellera di Taranto, assistenti Melloni e Raparelli. A Padova è uscito il sole ma fa abbastanza freddo, soprattutto per il vento di tramontana, la temperatura è attorno ai 5-6 gradi, il terreno di gioco è un po' appesantito, buona la cornice di pubblico, circa 10.000 spettatori, almeno 150, forse 200 la rappresentanza ospite. Studio. Il tiro dal limite. Nocerina in vantaggio, Nocerina in vantaggio al 15° minuto con Plasmati, quindi Padova 0, Nocerina 1. Gina Sassuolo, Il 18 pareggio minuti. del Padova, scusami Raffa, il pareggio del Padova, mischia nell'area della Nocerina, l'ultimo colpo di Ruopolo che ha messo dentro, quindi 17° minuto, Padova 1, Nocerina 1. A te. 18 minuti e 40, Padova 1, Nocerina 1, in meno di 2 minuti le due reti, ha perso palla a metà campo Milanetto, il pallone per Farias che è entrato in area, ha cercato il diagonale, è stato bravo Pellizzoli che ha deviato, il più veloce però è stato Plasmati che da posizioni molto decentrate è riuscito a girare in rete. Inutile il disperato tentativo del portiere padovano. 1 minuto e 40 dopo il pareggio del Padova, mischia nell'area della Nocerina, la palla è finita sui piedi di Ruopolo che ha messo dentro. Lunghissime le proteste della panchina campana che chiedeva all'arbitro di annullare per fuorigioco, in un'azione da rivedere. Buonissima prestazione della squadra campana che si chiude con attenzione e poi cerca di ripartire sfruttando lo spazio che il Padova, che pressa molto alto, è costretto a lasciare. Sicuramente meglio in questo inizio partita la squadra di Gaetano Autieri rispetto a un Padova che invece fatica molto a costruire gioco e che ora si sta affidando forse troppo ai lanci lunghi verso la coppia d'attacco Cutolo-Ruopolo. 20° di gioco, Padova 1, Nocerina 1, linea Empoli. Rigore per il Padova, a terra Cutolo in area, l'arbitro questa volta non ha avuto indecisione, ha segnato subito il dischetto del rigore, quindi siamo al 10° minuto, ci sarà un rigore per il Padova, richiamerò quando tutto sarà pronto. Tutto è pronto qui a Padova, c'è Milanetto pronto a calciare, l'arbitro fa rispettare la distanza, tutti i giocatori devono stare fuori dall'area di rigore, ancora un cenno dell'arbitro a un giocatore della Nocerina, pronto Milanetto sul dischetto, il tiro con il destro, il tiro e la rete, Padova in vantaggio, Padova 2, Nocerina 1 all'11° minuto. Uscito Il Castiglia. 2-2, il 2-2 della Nocerina su punizione, ancora Plasmati, quindi 13° minuto, Padova 2, Nocerina 2. E a Padova è successo come nel primo tempo, 2 reti in 2 minuti, la prima rete in il vantaggio del Padova, il 2-1 del Padova, Cutolo è entrato in area, è stato chiuso da 2 difensori, è finito a terra, per l'arbitro l'arbitro ha indicato subito il dischetto del rigore, il tiro di Milanetto e la rete, quindi Padova in vantaggio all'11°, meno di 2 minuti dopo, una punizione dai 23 metri, posizione centrale di Plasmati, il pallone che ha scavalcato la barriera e poi è sceso, fermo sulla linea di porta Pellizzoli e la palla è finita in rete. 2-2, il secondo cambio, da segnalare anche il secondo cambio nel Padova, fuori l'attaccante Ruopolo e dentro il bomber Caccia. 16° minuto, Padova 2, Nocerina 2, linea Empoli. A Padova mancano 40 secondi alla fine del tempo regolamentare, il risultato è Padova 2, Nocerina 2, la Nocerina che con l'uomo in più cerca di rallentare il ritmo e di conservare questo punto davvero importante su un campo sicuramente difficile. L'ultimo cambio della Nocerina, dentro un difensore Filosa, fuori il bomber Plasmati, autore oggi di una bellissima doppietta, il colpo di testa da centro area di Milanetto, palla di poco alta su
sulla traversa, molto pericoloso il Padova, mancano 10 secondi alla fine del tempo regolamentare, Padova 2, Nocerina 2, linea Empoli. Andiamo a Padova fino al termine, Zennaro. Sì, sono 4 minuti di recupero, siamo al 46esimo e 30 secondi, quindi mancano 2 minuti e mezzo alla fine di questa partita. Il risultato, lo ricordo, Padova 2, Nocerina 2. C'è stato un angolo molto pericoloso da sinistra della Nocerina, la palla tagliata, colpita con il destro molto tagliato, con i piedi Pellizzoli è riuscito a ribattere. Il Padova, lo ricordo, sta giocando con l'uomo in meno dopo l'espulsione al 35esimo di Cacia che era entrato pochi minuti dopo, un colpo a Pomante, l'arbitro ha visto tutto, il pallone era lontano e l'attaccante del Padova è stato espulso. Il Padova cerca di manovrare ma la Nocerina si chiude davvero molto bene, adesso sta ripartendo con Nigro, pallone sulla metà campo, un brutto fallo a centrocampo di un giocatore del Padova, mi è parso Bovo, è entrato in ritardo e la punizione per la Nocerina che rifiata e cerca di portare a casa questo punto che è davvero molto importante. La squadra di Auteri, possiamo dirlo, adesso manca 1 minuto e mezzo alla fine, la squadra di Auteri ha giocato meglio qui sul campo del Padova, è andata in vantaggio, è stata raggiunta e superata e subito dopo Plasmati, autore di una doppietta, ha siglato il 2-2. Ancora la Nocerina, Castaldo sul tre quarti campo, controlla il pallone, Farias si accentra, Castaldo salta un uomo e si porta il pallone verso il fondo, Renzetti recupera e quando entra Renzetti il pallone viene messo in calcio d'angolo. Manca 1 minuto, un'ultima opportunità probabilmente per la squadra campana, tutti in attacco e anche da qui si capisce la mentalità di questa squadra, si portano in attacco praticamente tutti, sono dentro l'area, ci sono 3 giocatori al limite ma la Nocerina con Nigro pronto a battere questo calcio d'angolo da destra. 40 secondi alla fine della partita, batterà Nigro con il piede destro verso il centro dell'area, il pallone molto tagliato, con un colpo di testa mette fuori a Renzetti, ancora il pallone però per la Nocerina, ancora Nigro entra dal lato corto di destra, arriva sul fondo, mette in mezzo e con grandissima apprensione, grandissima difficoltà ancora riesce a liberare un giocatore del Padova. Arriva il triplice fischio e la partita finisce con il risultato, sentite i fischi dei tifosi padovani, il risultato è Padova 2, Nocerina 2. Studio.